Dottore Guarneri, parliamo di questa assemblea e di quello che è successo ieri, lo scoppio dell'acqua, una cosa veramente, insomma, indescrivibile. No, è facile da descrivere perché di questi interventi noi ne facciamo almeno 20, 30, 50, forse di più ogni giorno in tutta la provincia. Questo non è che giustifica, però la vera realtà è che la vetustà delle nostre reti è questa. Quindi là succede davanti la questura, la prefettura, il centro del motore propulsivo Agrigentino, è logico che dà. Ma è stato un errore di qualche tecnico che ha sbagliato ad aprire la conduttura, l'acqua arrivava da Rubatenea, un colpo d'ariete. Cos'è successo? Si è rotto il tubo proprio per la questione di vetustà. Abbiamo già fatto, abbiamo già riparato e quindi. Come procedono i lavori per la rete idrica? Abbiamo visto solo un piccolo trattorino verso la zona di Bonamorone. Avete visto male, avete visto un piccolo male, trattorino, proprio quello che si usa a casa per scavare non è così, e basta. Avete visto male. Tutto questo è la rete idrica di Agrigento. Non siamo soddisfatti al 100%, abbiamo fatto anche delle diffide al consorzio che se ne sta occupando, comunque però ci sono 5 squadre che stanno lavorando, ancora sono insufficienti a nostro modo di vedere, ma non è più il piccolo trattorino, ecco. Quindi lei è fiducioso, diciamo, Ma per forza sui devo lavori? essere fiducioso, però noi ci stiamo addosso, vi dico, abbiamo fatto già una diffida che se loro non adempiono si procederà con la rescissione, però ci sta lavorando. Come affrontate questa assemblea di oggi? Questa assemblea di missionario, no? Ecco, il suo punto di vista. Spettatore sono, non so cosa hanno deciso i sindaci e quindi vedremo. Senta, avete fatto i decreti ingiuntivi ai vari comuni, cosa state raccogliendo per quelli che non hanno pagato? Ma ora è intervenuto il pignoramento da parte di Sicilia Acque e quindi per chi? Perché nel frattempo qualcuno magari aveva anche pagato. Però noi continuiamo la nostra azione legale con le azioni esecutive, eventuale pignoramento, eccetera. Anche i comuni hanno le loro difficoltà perché sappiamo che sono quasi tutti in dissesto nella nostra provincia. Un'ultima domanda, siamo alle porte dell'estate, si comincia già a soffrire la sete, in questo senso che tipo di emergenza state attrezzando? Noi dalle notizie che abbiamo rispetto all'anno scorso non abbiamo una situazione di gran lunga migliorata, non è ancora ottimale però è migliorata, l'acqua arriva, non ci dovrebbero essere problemi. Cioè la dotazione idrica è aumentata rispetto all'anno scorso? Sì, è aumentata, dai vari bacini, delle varie dighe, quindi si dovrebbe soffrire di meno? Sì, si è aumentata da almeno il 30-40%. A metà luglio ci dicono che entrerà in funzione il dissalatore di Porto Empedocle, quindi per quest'estate non dovremmo avere particolari problemi. Dottore Guarneri, ci sono però delle zone dove ancora la distribuzione idrica è carente, gente che aspetta una settimana, 10 giorni, a noi ci chiamano in redazione. Come ovviare a questa mancanza? Potremo ovviare quando completeremo la rete idrica. Ci sono tratti di rioni di Agrigento che difficilmente si può arrivare, si devono chiudere tutte le altre parti, è difficile poter tipo fontanelle, poter accontentare per quello che la gente giustamente merita e vorremmo dare anche noi.